Sospeso per 5 giorni con un voto che ha visto solo 2 astenuti, 2 schede bianche e un voto nullo, tutti anonimi come il voto che era segreto. Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato con 41 schede a favore la proposta di censurare il consigliere regionale Gio Formaggio con la sospensione per 5 giorni dalle attività del Consiglio regionale, il massimo previsto dal regolamento, che in questa forma così severa non era mai stato applicato prima. Lui non era presente, così come non era presente Milena Cecchetto, che ora si riserverà di decidere se far seguire anche una denuncia formale all'accusa di molestie ripetute e culminate nell'episodio su cui si è espresso il Consiglio, un bacio rubato a tradimento su un divanetto nella sala attigua da parte di Gio Formaggio, che nega ogni accusa e a sua volta si ritiene offeso. Una seduta particolare che non avrei mai pensato di dover presiedere, ha detto il presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti, che aveva formulato la proposta. Una seduta durata un'ora e nella quale non si è esaminata la vicenda insieme alle conseguenze per il decoro dell'Assemblea legislativa veneta, alla quale non sono stati ammessi nessun altro che i consiglieri e il segretario per verbalizzare. Non siamo un tribunale, ha detto Ciambetti, ma dobbiamo tutelare l'immagine dell'istituzione, ha concluso, prima di consegnare la vicenda alla politica. Gli episodi contestati da Milena Cecchetto a Gio Formaggio infatti si sono svolti negli anni di comune militanza, in cui pur su fronti politici diversi le strade si sono incrociate molto spesso, anche se ora, tra i tanti che potrebbero fare chiarezza su atteggiamenti e situazioni, sembrano prevalere imbarazzo e distinguo, mentre si attende anche la valutazione del Comitato di Garanzia di Fratelli d'Italia, che deve decidere in merito alla sospensione di Gio Formaggio dal partito.